risultato è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Una bellissima manifestazione giunta alla terza edizione. E ci spieghi l'idea da come nasce questo evento? Allora, purtroppo per difficoltà penso organizzative la federazione non organizza delle finali nazionali, un evento finale di questa tappa, di questo percorso per questa categoria di gioco, cioè i ragazzini under 13, e quindi ritenendo io che ci sia bisogno di un evento così, di un momento di aggregazione per loro, ho provato a pensare cosa posso fare io, e allora pian pianino ho cominciato a sentire delle società, allora così abbiamo organizzato delle tappe di qualificazione, poi è venuto in nostro aiuto il comitato provinciale, poi il comitato regionale, e quindi il torneo ogni stagione sta prendendo sempre più forza. Possiamo dire che questo può diventare un punto di riferimento anche nel vero senso della parola anche nei prossimi anni a livello nazionale? Noi lo speriamo, cerchiamo una specie di, facendo un paragone, un Città di Treviso come è nel rugby, no? Speriamo, noi ce lo auguriamo, non puntiamo ad arrivare a tanto in questo momento, però facciamo un passetto alla volta. Un passetto alla volta. Quest'anno 24, abbiamo sentito che dicevi vediamo il prossimo anno se riusciamo ad aumentare il numero. Perché mi dispiace, io a quest'età qua sono di principio contro all'esclusione di qualsiasi ragazzo dalla palestra come di qualsiasi squadra dal torneo, e per me io vorrei sempre che venissero tutti, e quest'anno ho dovuto tenerne fuori qualcuna e io spero di poter organizzare il tutto in modo tale che tutti abbiano spazio. Addirittura una da Cagliari. Questo è il nostro maggior orgoglio, che ci sia stata una squadra che ha persino preso l'aereo per venire a giocare da noi, e ci rende orgogliosi, insomma. Ecco, se vestiamo la veste dell'organizzatore, vestiamo quella dell'allenatore, okay. Insomma. Ecco, questa non è la prima volta, giusto? È la prima volta che vinco, non è la prima volta che arrivo in finale. Alla prima edizione sono arrivato terzo, alla seconda sono arrivato secondo, e adesso sono arrivato proprio una scaletta. L'anno prossimo ripartirò dalla fine. Quanta gioia ti danno questi ragazzi al di là del risultato? È indescrivibile, no? A parte che il successo purtroppo, lo dico, non si misura nel numero della posizione finale della classifica, si misura nella felicità dei ragazzi, e devo dire che quest'anno ho un'annata particolarmente fortunata sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista caratteriale, perché sono 15 atleti che sono sempre venuti in palestra, che sono sempre impegnati, anche qualcuno stava anche male, ma pur di esserci ci sono, e fanno degli sforzi, quindi sono orgoglioso di loro. Com'è allenare appunto un gruppo di ragazzi? Non deve essere... È la cosa più bella che ci sia. È la cosa più bella, ma non è semplice, immagino. È stressante chiaramente, però tu inizi la stagione vedendo un'idea, la pallavolo che potrebbe diventare in loro, e quando alla fine dell'anno tu vedi che loro la esprimono, vai a casa e sorridi, anche se sei arrivato ultimo di qualsiasi campionato. Ecco, una manifestazione che si può fare grazie anche ovviamente all'aiuto degli sponsor, certo. Dei volontari. Noi abbiamo una riga di volontari indescrivibile, sono stati fenomenali e si sono messi a disposizione in queste 2 giornate intense di gare, e io devo solo ringraziare tutti, lo farò stasera. Quanto è bello essere presidente di una società come il Volley Treviso, presidente. È tanta roba, soprattutto quando abbiamo eventi come quelli di oggi, dove a tutti gli effetti esprimono i principi che noi stiamo cercando di condividere con i ragazzi più giovani, con i nostri ragazzi. Un momento di formazione, un momento di crescita, un momento di condivisione, questo è l'obiettivo che ci diamo. E questi momenti dove vedi la spensieratezza, l'energia e la voglia di giocare di questi ragazzi che hanno 12 anni ti riempiono il cuore, ti riempiono di onore e di orgoglio per quello che è stato fatto e organizzato. Ecco, anche perché il volley a Treviso ha significato molto, no? È un pezzo di storia il volley Treviso, e questo continuiamo ad andare avanti con la storia, continuiamo con la storia orogranata a livello di settore giovanile, però quello è il pilastro su cui costruire il futuro, il presente del volley Treviso. Dal punto di vista organizzativo come sono andate le cose?
Beh, terza edizione sì, ma sembra che sia un'edizione che abbia ormai 20 anni di rodaggio e su questo devo dire grazie a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che non vengono nominati, che non hanno l'onore delle luci della ribalta, ma che danno tempo, risorse e tanta energia. Abbiamo tanti ex giocatori, atleti che sono passati per Volley Treviso, per i Cuori Oro Granata, che ci danno una mano, e anche questo è un segno importante. Un grazie anche alle società limitrofe che ci appoggiano nell'organizzazione di questo torneo, dandoci spazi e risorse in termini di umane, in termini di organizzazione. Poi lì in Ghirada avete usufruito anche della struttura, se non sbaglio, no? Abbiamo usufruito qualcosa della struttura, ci piacerebbe sinceramente portare, visto che il torneo Feo è città di Treviso, riuscire a coinvolgere ancora di più la realtà comunale. Sappiamo che è un problema in questo momento tutte le strutture, le palestre, ma cerchiamo di lavorare in sinergia con il comune per avere ancora più spazio e più disponibilità. Anche comunque lì in Ghirada di palestre, se non ricordo male, ce ne sono. Ce ne sono sì, ma non sono mai abbastanza. Ricordo solo che stiamo parlando di 150 ragazzi dall'Under 19, il più vecchio ha 19 anni, a scendere fino ai più piccoli. Siamo sicuri di trasmettere valori importanti e quindi pensiamo e chiediamo di un aiuto a tutti, ecco. E per gestire 150 ragazzi e che spesso incominciano a fare 4 allenamenti a settimana più 2 partite, abbiamo bisogno di tante ore palestra, ecco, magari con l'obiettivo con la prima squadra un giorno di volare tra virgolette più in alto. Assolutamente sì. Che prospettive ci sono da questo punto di vista? Noi lì saremo pronti in termini di organizzativi, in termini di risorse. Allora, abbiamo un sacco di ragazzi nostri che giocano nelle diverse Serie A. L'aspetto è un sostegno di natura economica. Quindi allora facciamo un appello? Un appello noi lo facciamo sempre. Se qualcuno ha nel cuore la pallavolo e vuole darci una mano a fare un ulteriore salto per quanto riguarda la prima squadra, perché il settore giovanile, devo dire, si può sempre migliorare, ma siamo ancora un punto di riferimento veramente a livello nazionale. Scudetto dell'Under 17, Under 19 che arriva nelle finali, l'anno scorso scudetto Under 15 di categoria, è tanta roba, quindi su quello non è poco. Certo, ci arrivasse uno sponsor importante che ci fa fare il salto, saremmo tutti contenti, a partire dalla città di Treviso. Cosa dice di questa manifestazione? Com'è andata? Ma come sempre io dico che nonostante la stagione che è infinita, perché comincia ad agosto, i primi di settembre, arriviamo qua sfibrati, però questo torneo a 24 squadre ci ridà l'energia per ripartire d'estate e poi programmare per la prossima stagione. È stupendo vedere dei ragazzini sostanzialmente di prima e seconda media che vengono qui a battersi con i loro ideali ingenui, è proprio il lato più puro dello sport che esiste. Iniziano bene le vacanze e chiudono un'annata importante per loro, no? Ma sì, al di là di quello che può essere l'Under 13 di Volley Treviso che quest'anno ha dimostrato un bel gioco e ha ottenuto anche degli ottimi risultati, si è visto anche nella finale di oggi che la distribuzione è stata completamente diversa rispetto alla squadra avversaria e fino in fondo ci hanno creduto. Più completa, diciamo. Sì, io stamattina avevo visto il quarto di finale, il primo set era impressionante la concentrazione che ci ha messo questi ragazzini qua. Non avevo mai visto una squadra così concentrata. Quindi una buona qualità da questo punto di vista, questo torneo in generale. Il torneo in generale secondo me è di buona qualità, come qualcuno dice è una sorta di finale nazionale anche se è da Roma in su, però di fatto si vede le società che ci tengono anche in questa fascia d'età e alla fine si esprimono tutte qui nei nostri dintorni di Treviso. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.